i supereroi oggi qui ad Agrigento al reparto pediatria, un evento sicuramente bello anche per i tanti bambini che hanno potuto vedere lo spettacolo, sono entrati da fuori nelle finestre del reparto pediatria. Dottore Gramaglia, da cosa scaturisce questa idea? Ma questa idea scaturisce per la verità dagli organizzatori, i quali hanno chiesto il permesso alla triade strategica, che ha consentito a questa bellissima iniziativa, che per la verità è per la prima volta che si fa ad Agrigento, mentre è stata realizzata in altri centri della Sicilia, a Catania, al Cannizzaro, all'ospedale dei bambini di Palermo, quindi mancava Agrigento. Che dire, li abbiamo accolti con grande allegria, perché è un'iniziativa nuova, manifesta questi supereroi che si lanciano dal palazzo dell'ospedale di Agrigento, che giocano con i bambini attraverso i vetri, i bambini che sono felici perché li vedono diciamo innalzati al di là della vetrata, e che nello stesso tempo hanno portato gli organizzatori, il SEA, il Lloyd Lions, hanno portato avanti questa iniziativa insieme al contributo dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento. Un ringraziamento particolare agli organizzatori e un'allegria e una solidarietà che naturalmente distribuiamo a pioggia a tutti i bambini e alle famiglie dei bambini ricoverati. Vediamo anche diversi regali dietro le sue spalle. Sì, ci sono diversi regali, perché oltre a dare lo spettacolo dei supereroi hanno pensato di donare ai bambini leggende anche dei regali, e che questa cosa sicuramente attira ancora di più i bambini ricoverati, e per un giorno gli fanno dimenticare i sacrifici della terapia che attuiamo in reparto. Una bella iniziativa organizzata dal vostro Club Lions qui al reparto pediatria? Sì, anche quest'anno il Lions Club Agrigento Osso voleva essere presente rispetto alle iniziative che si tengono nel reparto di pediatria, per cercare di animare un po' questa giornata ai bambini che sono ospiti di questo reparto, e cercare di regalare loro un sorriso, un momento di svago e di spensieratezza, insieme agli amici dell'associazione SEA, l'associazione che opera in tutta Italia con i supereroi acrobatici, insieme all'Ordine degli Avvocati di Agrigento, in particolare il Comitato Pari Opportunità. Abbiamo cercato di dare un nostro contributo per questi bambini in questa giornata straordinaria, che vedranno calarsi dal cielo i loro supereroi. Questo evento è organizzato anche dall'Ordine degli Avvocati. Io tra l'altro sono membro del Comitato Pari Opportunità presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, che è il comitato che si è fatto promotore insieme al Lions. Infatti ringrazio l'avvocato Barba per una collaborazione veramente fattiva, per avere potuto realizzare questo evento, che ormai è in altre province italiane è un appuntamento fisso. E anche Agrigento appunto volevamo che facesse parte di questo circuito, anche per allietare giustamente i bambini che oggi stanno vivendo una giornata veramente emozionante, carica di adrenalina, di gioia, di felicità, anche in prossimità delle vacanze natalizie, per cui benvenga queste iniziative e questi eventi. Ecco, lei? Noi siamo sicuramente molto felici che da questa unione, da questa organizzazione tra il Comitato Pari Opportunità del Tribunale di Agrigento, unitamente all'Ordine degli Avvocati e al Lions di Agrigento, siamo riusciti a portare il sorriso ai bambini che in questo momento si trovano nel reparto di pediatria ad Agrigento.